Sì, la prestazione me l'aspettavo, anche se insomma, c'è sempre l'incognita della prima partita, quindi non puoi sapere se tutte le cose che hai visto nel precampionato poi in una gara ufficiale riesci a metterle in campo. L'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare è stata eccezionale. È chiaro che brucia molto, leggendo poi i numeri, come sono abituato a fare io, non tanto nelle percentuali ma anche e soprattutto capire chi ha guidato la partita dal punto di vista dell'intensità. Noi abbiamo fatto 13 tiri più di loro, 18 dal campo, abbiamo fatto 10 liberi in meno, quindi in totale sono 13 possessi in più, quindi chiaramente c'è ancora più rammarico perché magari bastava un paio di appoggi nel momento decisivo, quando eravamo sul +6 a pochi minuti dalla fine, magari bastava un canestro e la partita si poteva chiudere, quindi il rammarico è grandissimo perché iniziare il campionato con l'entusiasmo di una vittoria ci avrebbe dato una spinta importante in questo momento in cui ancora non siamo al completo. Sì, è chiaro che l'asticella si alza ancora, però insomma già oggi era una squadra di altissimo livello, e il fatto di essere stati punto a punto con loro per tutta la gara, in alcuni momenti anche in vantaggio, insomma dal punto di vista dell'autostima è gratificante. Credo che io sappiamo tutti che livello di squadra sia, e quindi sarà ancora più tosta, ma insomma ci prepareremo tutta la settimana per affrontarla nel migliore dei modi. Assolutamente, è stata un po' la partita che ci aspettavamo, forse dovevamo subire un po' meno la loro aggressività, ma sappiamo che a San Martino e soprattutto con coach Piazza le partite sono sempre molto intense, non è mai facile vincere. Cosa positiva, abbiamo portato a casa la partita, sicuramente dobbiamo lavorare parecchio soprattutto su questa aggressività per essere un pochettino più lucide in attacco e non farci prendere dalla frenesia. Sì, sicuramente è una vittoria importante, anche perché adesso abbiamo una partita di Coppa non facile, poi giochiamo con Tortona in casa, quindi un'altra partita non facile. Sicuramente noi siamo un po' in recupero, abbiamo Gustafsson che ha fatto una settimana di allenamenti, di Guatmey che anche lei è da 10 giorni che si allena, dobbiamo un po' trovare il gioco d'insieme, però insomma lavoreremo. Direi che perdere così non è mai bello, però sono super orgogliosa delle mie compagne e di come abbiamo affrontato la prima partita. Per noi era la prima, perché la prima di campionato abbiamo riposato, quindi c'era anche un po' di tensione. È bello iniziare a casa davanti a questo pubblico, quindi io sono super orgogliosa, e penso tutte noi, ci è mancato poco, però è un buon punto da cui ripartire. Sì, abbiamo fatto una pre-season lunga e intensa, ci manca ancora un tassello importante che speriamo arrivi presto per darci una mano. Le prossime 2 partite sono a livello di quella che abbiamo giocato oggi e niente, le affronteremo sicuramente con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo di oggi. Ma sì, sappiamo che San Martino comunque è sempre un campo difficile dove giocare, quindi abbiamo preparato tutta la settimana allenandoci sull'intensità che potevamo trovare durante la partita. Magari alcune volte ci siamo fatte sorprendere nonostante tutto, però siamo state brave a star lì fino alla fine e portarla a casa. Ma è qualcosa di esaltante comunque, sappiamo che sì, ci aspettano delle partite toste, però penso che possano essere uno step ogni volta per poter crescere ulteriormente, e lavoriamo, facciamo il nostro, poi ogni partita è a sé, si azzera, però l'importante è seguire la nostra filosofia di lavoro e fare il massimo.